Arsenale da guerra e mine antiuomo sequestrata a Silanus durante un maxi blitz congiunto di polizia e carabinieri. Il paese è stato assediato da oltre 70 uomini dopo le violenze della notte di Natale. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi restare aggiornato sulle operazioni delle forze dell'ordine in Sardegna, iscriviti e lascia un like. L'operazione è scattata all'alba a Silanus, nel Nuorese, come risposta a una sequela di atti vandalici che hanno terrorizzato i residenti e danneggiato le opere dell'artista Pinuccio Sciola. Durante la notte di Natale a Silanus, una pattuglia della polizia era stata persino circondata in modo minaccioso da decine di persone. Ma cosa hanno trovato davvero le unità cinofile nascosto tra i muretti a secco? Oltre a un elicottero che sorvegliava le campagne di Silanus, i militari hanno scoperto mine antiuomo a uso militare, una pistola modificata e oltre 5,5 kg di marijuana. Petro Cossu, un allevatore di 42 anni, è stato arrestato in flagranza, mentre altre 5 persone sono state denunciate. Le indagini ora proseguono per capire chi sia il vero proprietario dell'enorme quantità di esplosivo sequestrata. Pensa, un arsenale capace di far saltare in aria interi edifici. Questo blitz a Silanus segna una linea dura dello Stato contro l'illegalità che ha sconvolto il centro Sardegna in questi giorni di festa. La tensione resta alta in tutto il Nuorese. Pensi che un dispiegamento di forze così massiccio sia la soluzione definitiva contro il vandalismo nei nostri paesi? Lascia un commento con il tuo pensiero su questo caso e seguimi per non perdere i prossimi video sulle notizie che arrivano dalla terra sarda. Grazie per aver sostenuto questo video e il canale. Ti auguro dei buoni giorni di festa e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sull'Isola Informa.